una sconfitta 1-0 in casa contro il Cesena, sicuramente non l'esordio casalingo che avrebbe immaginato. Avete giocato alla pari del Cesena, che è una corazzata di questo girone nel primo tempo, la ripresa però è mancata. Ma la ripresa è mancata, non mi sembra proprio. Occasioni da gol, una. Vorrai concedere un'occasione da gol in contropiede a una squadra del valore del Cesena? No, non sono d'accordo, assolutamente. Che nel secondo tempo si sia fatto meno del primo, sì, ma non mi sembra che il Cesena abbia fatto tanto di più per meritarla di vincere. Ha trovato un gol su palla inattiva che tra l'altro mi dicono sia stata deviata anche dalla barriera, e poi l'unica vera occasione è stata quella in contropiede su questa palla filtrante messa dentro, dove poi dopo credo sia stato bravo Salvato a pararla. Ma da qui a dire che il secondo tempo il Cesena ha dominato, non sono d'accordo. Che noi non si sia fatto benissimo come nella prima frazione, sono d'accordo. Io non posso che fare i complimenti alla squadra per quello che ha fatto vedere oggi. Abbiamo tenuto in piedi la partita, abbiamo lottato fino alla fine, siamo stati in grado di mettere in grande difficoltà una squadra forte come testimonia della classifica. Ecco, a proposito di classifica, queste tornate con questa sconfitta a -2 dei play-out, quali sono i maggiori? Quella contro il Limolese già per la prossima giornata diventa una parità fondamentale. Io ve lo ridico, perché poi dopo non ve lo dico tutte le volte. Qui e ci sarà da soffrire fino alla fine per salvarsi. Chi non ha capito questo, forse non ha capito che campionato stiamo facendo, non abbiamo capito il valore delle rose, non abbiamo capito. Qui, se saremo bravi a salvarci prima, con qualche giornata d'anticipo, avremo anche il tempo per pensare ad altro. Qui c'è da pedalare, da aver paura della classifica, la consapevolezza che anche la prestazione di oggi ci deve dare, però sarà così. Qui ogni gara sarà determinante per portare a casa sempre un mattoncino per volta. Sarà così fino alla fine, quindi siamone consci, mettiamoci lì tranquilli, sapendo che sarà fino alla fine una rincorsa verso l'obiettivo principale, che è quello della salvezza. Ecco, parlando di campo, oggi c'erano tante assenze che sicuramente la stanno condizionando in queste prime settimane, perché non riesce a dare un'identità chiara alla sua torre. Ti chiedo proprio a livello di gioco quanto pesano tutte le assenze che sta avendo, anche perché paradossalmente lei è arrivato con una squadra salva e quello che gli si è chiesto è un po' più di mentalità e anche un gioco diverso rispetto all'allenatore. Se mi dici che questa squadra in queste due partite non ha avuto un'identità, per me non hai visto le due partite. 1, 2, è chiaro che quando ti vengono a mancare dei giocatori sei penalizzato nelle scelte durante la settimana e sei penalizzato nelle scelte a gara in corso. Anche poter cambiare qualcosa in base a come si mette la partita ti diventa difficile se poi dopo c'hai qualche elemento di troppo non disponibile. Però la crescita di chi in queste 2 settimane si è allenato con continuità fa ben sperare. Dobbiamo resettare, anzi dobbiamo trarre forza da questa prestazione e prepararci al meglio per un'altra partita importante, come ha detto bene te prima, che sarà quella di domenica prossima a Imola. Chiudendo, mister, mercato aperto, avete già fatto alcuni movimenti in entrata e in uscita, vi chiedo qual è secondo il reparto che necessita qui di essere. Bisogna vedere qui, non siamo corti a livello numerico, ok? Serve solamente alzare il livello qualitativo dell'organico. Il livello qualitativo si alza solo con determinati giocatori. Se la società è in grado di andarli a prendere, bene. Se no, io alleno questi e fino alla fine cercherò di fare il meglio con l'organico che ho a disposizione. Filippo Lora, al termine di Torres Cesena 0-1, una partita dalle due facce, perché avete fatto molto bene nel primo tempo, siete calati poi in maniera abbastanza evidente a livello di occasioni create nella ripresa. Era già successo anche in campionato ogni tanto di calare nel secondo tempo, secondo me è un problema anche atletico, avete tante assenze o un pochino più mentale? Allora, da parte mia non ti darei una spiegazione, non ti darei una motivazione fisica, neanche mentale.
siamo calati anche per quello che comunque ha messo in campo il Cesena. Non ci dimentichiamo che è la squadra che è seconda in classifica in questo momento. È chiaro che quello che dobbiamo cercare di fare è cercare di mantenere alto il livello e alta la qualità, come hai detto tu nel primo tempo. Nel primo tempo hai fatto una buona partita contro, ripeto, una squadra attrezzata per vincere il campionato, e quindi l'obiettivo che dobbiamo avere nell'imminente è questo, quello di mantenere l'asticella alta come era nel primo tempo. Ecco, tra Alfonso Greco e Stefano Sottili sono mondi differenti anche dal punto di vista tattico, non solo di carattere. Ti chiedo come ha recepito secondo te lo spogliatoio di questo cambio a livello di gioco, non tanto di mentalità. Allora, adesso c'è una differenza anche a livello tattico che, vabbè, sotto gli occhi di tutti, che siamo passati col centrocampo a rombo, però lo spogliatoio, per come la vedo io, siamo tutti ragazzi che hanno in testa il bene comune e tutti quanti remano dalla stessa parte, quindi dobbiamo continuare su questa cosa qui. Dobbiamo continuare con compattezza e essere uniti, perché nei momenti di difficoltà, che comunque ok, hai perso contro la seconda in casa, la classifica si è accorciata e quindi dobbiamo mantenere la compattezza e continuare a fare quello che stiamo facendo, perché una cosa che va premiata di questo gruppo è che è un gruppo che non si risparmia mai, da tutto quello che ha, e poi è chiaro, ci sono per tutti i limiti del caso, però è un gruppo che dà tutto quello che ha, e quella deve essere la nostra base. Dobbiamo ripartire da quello e deve essere la nostra base. Di vero, hai fatto un po' tutto per questa torre, ti manca solo mettere i guantoni e fare il portiere. Oggi addirittura 3 ruoli, mezzala, terzino e poi anche la difesa a 3. Ti chiedo, hai cambiato l'allenatore, quindi sì, sta cambiando anche un po', no? Quello che ti viene chiesto in campo, quello che trovi meglio con Sottili. Ma io ho sempre detto anche al mister, a Greco prima e a Sottili ora, che sono a disposizione, poi sta a loro, e io mi metto a disposizione con tutte quelle che possono essere le mie qualità, e poi saranno loro di partita in partita, in base agli avversari, in base a quello che preferiscono, a utilizzarmi come meglio credono, insomma. Ecco, si è parlato tanto di mentalità dopo questa sconfitta contro il Cesena. Ti chiedo, conosci bene la categoria, hai vissuto stagioni in cui l'obiettivo era salvarsi in Lega Pro. Questa settimana servirà anche un po' per resettare, serve ritrovare quello spirito anche un po' cinico che avete mostrato contro il San Donato Tavernelle, perché poi ci di Molese, quella è una verità proprio non sbagliare. Assolutamente, sono partite importanti, come d'altronde lo saranno tutte da qui alla fine. Sicuramente ora ci aspettano delle partite molto importanti, però penso che sia importante ragionare una partita alla volta, quindi non guardare quella dopo ancora o le 3 partite, le 4 partite. Tanto ne abbiamo una molto importante ed è quella di questa settimana. Io mi concentrerei su quella, poi le altre verranno di seguito. Ecco, parlando a livello personale, la prima parte di campionato, per l'infortunio hai mai possibilità di andare al tiro? Ultimamente ci stai riuscendo un pochino meno, è una questione anche di feeling muscolare o è solo una questione tattica di capitato in occasioni? Perché a volte magari hai crossato un po' di più rispetto all'inizio del campionato. Ma no, penso sia stato in base alle situazioni di gioco. Cerco di sfruttare al meglio le mie qualità, cerco allo stesso modo di giocare anche per l'assist, perché penso che siano un po' le mie caratteristiche. Sicuramente fare la scelta migliore in ogni situazione è quello che mi sforzo di fare, capire quando devo mettere la palla per il compagno e quando invece devo tirare, quindi è semplicemente dettato dalle situazioni.
Diciamo che ci abbiamo messo un po' troppo a entrare in partita, 20 minuti da incubo, siamo andati sotto 3-0 con tantissima facilità, poi abbiamo forse interpretato la partita per come doveva essere presa, abbiamo messo la giusta carica agonistica, quella che i nostri avversari hanno messo dal primo minuto, e siamo stati bravi a rimetterla in piedi nel primo tempo, perché siamo andati in spogliatoi 3-2, creando dopo il 3-2 3-4 situazioni importanti e non subendo più le ripartenze che abbiamo preso i primi 20 minuti. Secondo tempo, anche per la superiorità numerica, si è giocato in una metà campo, è arrivato prima il pareggio e poi all'ultimo respiro è arrivata una vittoria, secondo me, per come i ragazzi l'hanno voluta e anche per le occasioni create da gol meritati contro una squadra viva e sarà una delle nostre concorrenti fino alla fine per la salvezza. La squadra è stata brava a tenere equilibrio, a non sbilanciarsi, perché loro in ripartenza sono letali, l'hanno dimostrato nelle situazioni in cui ci hanno fatto gol, sono molto bravi sulle palle native, ci hanno fatto gol su palle native, quindi era importante sfruttare la superiorità numerica ma tenendo ordine e non rischiando. E sono arrivate diverse situazioni dove potevamo fare il 4-3, poi è arrivata con il gol di Sergio, con un bel assist di Manca, quando un minuto prima lo stesso Nurchi aveva parato sostanzialmente una conclusione a botta sicura del compagno Floris. Però la mentalità deve essere questa, ma deve essere questa per 90 minuti, non si possono giocare le partite 60-70 minuti. Questo campionato richiede 90 minuti di concentrazione, di sacrificio, di voglia, e viste quali sono le direttive arbitrali bisogna essere pronti a non andare giù al primo contatto, perché si sta cercando di far giocare questo sport in modo un po' più fluido, ma si sta dando molto spazio ai falli e poi non è facile tenere le partite sotto controllo. Inizio campionato avevo detto che sarebbe stato un campionato difficilissimo, dove l'equilibrio regna, dove non c'è una squadra più debole dell'altra, dove la prima può perdere con l'ultima, dove mezzo punto te lo devi sudare, e la dimostrazione è stata quella, la parità di oggi. 3 punti fuori casa per noi vogliono dir tanto, perché tutto il girone d'andata ne abbiamo fatto 4 in totale, alla prima trasferta di ritorno abbiamo fatto il 75% di quello che abbiamo fatto in tutto il girone d'andata. Però siamo anche consapevoli che per poterci salvare abbiamo la necessità di fare un girone di ritorno molto importante e sarà difficile.
bene, eravamo messi bene in campo, siamo partiti subito a 1000, avevamo fatto anche gol con Bonacquisti, poi annullato, ma questo, a prescindere da questo, sono contento della prestazione, perché è una squadra solida, nonostante questo ultimo periodo i risultati non stanno venendo, però una squadra viva che affronta la Paganese a viso aperto, che fa 3 gol annullati, che prende un gol su una bella giocata di D'Agostino. Conosciamo tutti le qualità D'Agostino, è una palla bellissima, poi l'inserimento da dietro, sono stati molto bravi. Poi abbiamo rimesso in piedi un attimino la partita, abbiamo cercato in tutte le maniere di portare il pareggio a casa, ma non ci siamo riusciti, anche per la bravura del portiere, che ha fatto una parata incredibile su Bono, su un calcio d'angolo. E alla fine hanno vinto, complimenti alla Paganese, perché si è prima in classifica e a 8 partite che non perde, vuol dire che il mister Giampà sta facendo un grandissimo lavoro, e noi ci rimbocchiamo le maniche e già pensiamo da martedì a Cassino, perché dobbiamo ricominciare non a giocare, dobbiamo ricominciare a fare i punti, perché in questi periodi posso soltanto dire che c'è mancata quel pizzico di fortuna che abbiamo avuto sia l'anno scorso ma anche quest'anno. Prima o poi la fortuna premia gli audaci, noi andiamo a Cassino a cercare di portare a casa i punti. Ma sì, ma noi prestazioni contro le prime in classifica, o quella a livello nostro, perché io mi metto a livello loro, e l'abbiamo dimostrato oggi, come all'andata, che abbiamo le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Poi gli episodi determinano il risultato, però noi, come ho detto, stiamo lavorando bene. Oggi la fase difensiva mi ha veramente fatto piacere, Marinari, Bono, Di Corato, lo stesso Doradiotto con il suo ruolo abituale, però hanno lavorato molto bene, perciò mi fa ben sperare per il proseguo del campionato. Quali gli obiettivi dell'Arzachena da qui alla fine del campionato? I playoff comunque sono vicini. Ma sì, i playoff sono vicini, la zona calda è vicina, siamo lì a metà e come sapete tutti io sono uno che punta sempre al massimo, e punto partita dopo partita, punto dopo punto, poi alla fine facciamo i conti e vediamo dove siamo. Esatto, hai detto bene. Una partita contro la prima in classifica, vengono da tantissime vittorie, squadra davvero compatta, bisogna fare i complimenti anche a loro. Abbiamo fatto 3 gol. Abbiamo qualche dubbio sulla regolarità di almeno 2, andremo a rivederli, comunque questo vuol dire che siamo sulla strada giusta, come hai detto tu, non molliamo niente, pensiamo a Cassino. Appunto, la prossima settimana si gioca contro il Cassino, è quasi uno scontro diretto, uno scontro verità. Vincere vi avvicinerebbe a quegli obiettivi che sono consoni al valore di questa squadra. Esatto, adesso bisogna pensare a tirarci fuori dalla zona bassa della classifica e a nient'altro.
commento, faccio i complimenti alla Casertana che secondo me oggi ha disputato un'ottima partita e niente, siamo venuti lo stesso qui a Casertana, nel senso a giocarcela, sapevamo che trovavamo una squadra che stava bene, una squadra che sicuramente ci poteva mettere in difficoltà, ci abbiamo provato, ma ripeto, oggi faccio i complimenti alla Casertana e voltiamo pagina che si può dire il nostro campionato inizia da domenica contro l'Angri. No, nel senso a livello di impegno e di voglia ragazzi non posso rimproverare niente, ci siamo trovati sotto. C'è stato un momento di rammarico e nel senso abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo subito gli altri 2 gol. Dispiace ma abbiamo incontrato una squadra forte, non c'è nulla da negare. No, il primo tempo, ripeto, ce lo siamo giocati come il secondo tempo, la Casertana ha spinto parecchio, ha trovato il vantaggio, ci siamo un attimo disuniti e abbiamo subito gli altri 2 gol, però pazienza, da martedì lavoriamo e annulliamo subito il più presto possibile questa partita.